Va ora in onda Parlando Liberamente, l'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo. Buongiorno a tutti, bentornati a Parlando Liberamente qui su Radio Libertà, la nostra intervista settimanale ai protagonisti della politica, dell'attualità, del giornalismo. Oggi abbiamo con noi, e ne sono veramente molto lieto, Fabio Dragoni, opinionista, firma della Verità, firma del Timone, vice direttore di Cultura e Identità, ma soprattutto, come si è definito lui, è una definizione secondo me bellissima che ha molto a che fare con quello di cui parleremo, bocconiano che non si dà pace per un'economia disumana. Ci senti, Fabio? Sì, vi sento. Buongiorno ai tuoi ascoltatori, buongiorno Giovanni. Buongiorno e grazie mille di essere ai nostri microfoni. Grazie a voi. Allora, partiamo dal libro che hai scritto, ma non solo per farti lo spot. Ti faccio anche lo spot, ma perché è un libro importante e ben scritto, che già, come dire, è difficile trovare una di queste due caratteristiche. In questo caso ci sono entrambi, ma perché, davvero indica un'urgenza della contemporaneità. Per farla capire ai nostri ascoltatori, parto banalmente dal titolo, che è Per non morire al verde. Salvare l'uomo per salvare il pianeta, edizioni Il Timone. Perché cosa mi ha fatto scattare questo titolo, no? La percezione che il fondamentalismo green non è qualcosa, da contrastare solo con una critica culturale, ma indica proprio un'urgenza esistenziale, cioè un pericolo proprio, fisico. È così, e nel caso ci puoi spiegare perché a tuo giudizio è un'urgenza così drammatica, ecco. Sì, guarda Giovanni, io credo, mutuo le parole di Camillo Langone, altro amico, quando ho avuto modo di intervistarlo. I cosiddetti conservatori e reazionari a cui tutti noi siamo ascritti sono in realtà i più contemporanei che esistano, perché noi oggettivamente ci preoccupiamo dei problemi dell'uomo, mentre il progressista non si preoccupa dei problemi dell'uomo, si preoccupa dell'umanità, si preoccupa del pianeta, si preoccupa della scienza, si preoccupa di concetti, non si preoccupa mai dell'uomo. Confesso che il sottotitolo lo ha voluto l'editore, io non l'avrei voluto salvare l'uomo per salvare il pianeta, io avrei voluto salvare l'uomo, punto, perché secondo me il pianeta non ha bisogno di essere salvato, casomai dovremmo salvarci noi, però si arriva certe volte ad un compromesso. La riflessione che faccio è che il mio voleva essere sostanzialmente un libro furbo, quindi ho cercato di impostarlo in maniera da renderlo particolarmente leggibile. Poi però piano piano ho scoperto che dall'essere furbo anch'io, lo confesso, sono diventato un po' ideologico, nel senso che io credo che ci sia una battaglia culturale che i conservatori, i reazionari, chiamiamoli come vogliamo, noi brutti e cattivi, dovremmo avere il coraggio di fare a viso aperto. Perché dico questo? Perché certe volte siamo molto timidi nel contestare certi dogmi. Vero. Cioè, anche quando parliamo della rivoluzione green, diciamo sì, siamo d'accordo sulla necessità, non siamo d'accordo sui modi, che sarebbe un po' come dire stiamo andando a sbattere contro un muro, non andiamo a 180 all'ora, andiamoci a 120. Cioè, non è che cambia molto, Cioè, dovremmo casomai avere il coraggio di dire facciamo un'inversione. Ecco, questa non so come la vedi. No, è molto efficace questa tua immagine. Tra l'altro, seguendoti su questa direzione, mi sembra che tra le cose che dovremmo avere il coraggio di dire c'è quella, se vuoi, che riprende un'espressione che sembra marxista, ma non è solo marxista, cioè nel senso che il fondamentalismo green oggi mette sul tavolo una questione, secondo me, di lotta di classe. Attenzione, lotta di classe esiste anche nella tradizione, come dirti, liberista libertaria, cioè il professor Gianfranco Miglio, che per i nostri ascoltatori, la nostra storia, come dire, non è una figura esattamente irrilevante, parlava di lotta di classe tra produttori e parassiti.
e indicava proprio nel compito, no, di una politica diversa il incarnare le ragioni dei produttori. Ecco, allora mi sembra che le follie green riecheggino questa cosa della lotta di classe. Perché no? Esattamente, è Come la vedi? esattamente Come la così. vedi tu? In questo caso però, diciamo, l'avversario è la cosiddetta classe media, che, parliamoci chiaro, la classe media è sempre, tanto qui possiamo ragionare in libertà, giusto? Parole in libertà. La Assolutamente. classe media è sempre stata terribilmente sui coglioni a un certo tipo di sinistra progressista. Perché? Perché la classe media sta troppo bene per campare di sussidi, ma non troppo bene per finanziare i loro circoli. Cioè, chiaro? Cioè, la sinistra progressista ama Bill Gates e Jeff Bezos, chiaro? Non ama lo Shul Brambilla, perché lo Shul Brambilla non legge i suoi libri, non partecipa ai suoi circoli, e nello stesso tempo la classe media non è sufficientemente povera da accampare dei sussidi. Quindi, diciamo, c'è un'avversione ideologica nei confronti della classe media che diventa plastica con i contadini. Perché se ci si riflette bene, la sinistra progressista, ma anche marxista, ha sempre profondamente odiato i contadini, perché i contadini sono gli uomini che stanno nella natura, ma non la natura come dire, idealizzata. Perché la natura, parliamoci chiaro, è sudore, la natura è puzza di merda, perché voglio dire, c'è anche il letame. È oggettivo. Quindi non è cioè, a noi piace tutti stare a Bolzano nelle valli dell'Alto Adige a respirare il verde, però la natura per essere verde ha anche bisogno del letame, del concime. E il contadino è talmente legato ai cicli della natura, alla materialità della natura, che la sinistra lo odia. Tant'è vero, voglio dire, Stalin sterminò i kulaki in Ucraina, e questo spiega, ad esempio, perché l'Ucraina è così profondamente avversa alla Russia, certo, e invece vede i tedeschi come dei liberatori. Lo stesso Marx mi raccontava Lottieri, un pensatore molto, diciamo, molto fuori dagli schemi, diceva, Marx parlava di idiozia del mondo rurale, quindi c'è proprio un'avversione per tutto ciò che è materiale. E cosa fa la sinistra progressista? Sogna un mondo perfetto, un mondo utopico, un mondo distopico, di qui la città a 15 minuti, e se leggiamo il piano di mobilità della giunta milanese, del comune di Milano, loro immaginano una città fra 20 anni senza automobili. Per carità, guarda, io sono il primo a dire che se i trasporti pubblici funzionano, io prendo i trasporti pubblici, non è che sia così idiota da prendere l'auto se i mezzi pubblici funzionano. Però qui la logica è esattamente l'opposto. Non è che mi pongo il problema di rendere conveniente per te prendere i mezzi pubblici. No, no, io innanzitutto voglio renderti impossibile la vita avendo un'auto privata. Sì, è il capovolgimento. Tra l'altro, se vuoi si può espandere questo discorso. Mi è capitato di dire a questi microfoni, forse estremizzando ma non troppo, che il Green Deal, secondo me, è il più grosso attacco alla proprietà privata che avviene in Europa dal crollo del muro di Berlino. Per esempio, se noi pensiamo alla questione delle case, no? Certo. Cioè, adesso in estrema sintesi, entro un po' di anni dei cittadini europei saranno obbligati a fare interventi su un bene di loro proprietà, tirando fuori quattrini di loro proprietà. Come mai, come dirti, non passa questo aspetto della proprietà anche tra i cosiddetti liberali, che spesso sono i più fanatici del Green Deal, in un cortocircuito finale, direi. Sì, no, guarda, i veri liberali in questo senso sono veramente gli utili idioti, perché si prestano in maniera perfetta a questo tipo di narrazione. Oggettivamente c'è un attacco continuo alla libertà e alla proprietà privata, tanto che io mi chiedo un sacco di volte, ma non è che il comunismo sotto sotto la sua battaglia alla fine l'ha vinta? Perché noi ci siamo ben scavato vecchia talpa. Come? Ben scavato vecchia talpa, avrebbe detto Carletto. Esattamente. Noi ci siamo cullati nell'idea che con il crollo del muro di Berlino avesse vinto l'Occidente,
e avessero vinto certi valori, fra cui la libertà e la proprietà privata. Ma guarda, ma quello che sta avvenendo in Piemonte ha dell'incredibile. Abbiamo avuto modo di parlarne, ho avuto modo di parlarne dal pulpito, da Mario Giordano. Cioè, siamo arrivati al punto che un privato espropria un altro privato, nella fattispecie un contadino, perché la legge gli consente di farlo, purché realizzi progetti di pubblica utilità. E in questi progetti di pubblica utilità c'è sostituire i campi di riso o di mais con dei pannelli made in China. Occhio, non è il contadino che dice mi sono stufato di coltivare la terra, te la vendo e andate a quel paese, che può essere una scelta legittima, no? No. Il contadino è lì tranquillo non troppo, ma che sta cercando di fare egregiamente e onestamente il suo lavoro e deve andare a fare una visura catastale per scoprire che sta venendo fuori un vincolo perché c'è una comma, un allegato 1 bis del decreto semplificazione del PNRR. Già quando io sento PNRR metto mano come te alla pistola, idealmente, e quindi un privato può espropriare un altro privato. Cioè, io ho detto, cioè, veramente, e allora questo Cristo, povero Cristo, deve iniziare una lunga trafila, fare ricorsi al TAR, che molti ascoltatori sanno che i ricorsi al TAR sono molto costosi, e deve stare lì a controllare, perché nessuno gli notifica nulla, deve stare lì a controllare che il vincolo si trasformi in effettivo, allora deve esserci il ministro che deve approvare il progetto. La verità è che questa Unione Europea è un insieme folle, barbaro, devastante di leggi, regolamenti, direttive, allegati, raccomandazioni, divieti, obblighi, sanzioni, che un piccolo imprenditore, un imprenditore genuino, non può assolutamente comprendere e non ha che starci dietro a questa roba. E chi è che vince in realtà? Vincono le grandi multinazionali che hanno e possono permettersi stuoli di avvocati, che quasi sempre quelle normative non solo sono capaci di sfruttarle, ma sono capaci di sfruttarle perché le hanno scritte loro, pro domo loro. Quindi l'Unione Europea è un meccanismo infernale che diciamo soffoca l'imprenditorialità genuina. Te ne dico un'altra, ma sicuramente converrai con me: il Far West degli affitti brevi. Ma da quando in qua è un Far West? Cioè, voglio dire, si chiama mercato, diciamo. Esattamente, cioè la casa vale solo se devi pagare l'IMU, e non la puoi affittare per 2 giorni. Oltretutto, e mi taccio, io credo che gli affitti brevi siano stati un toccasana per tante nostre città, perché i cittadini si sono giustamente ristrutturati la casa per renderla accogliente, ed oggi abbiamo delle case che sono molto accoglienti. Ci sono dei quartieri a Napoli che sono stati letteralmente riqualificati senza che dovessimo mettere obblighi, super bonus e così via. Quindi è un continuo attacco alla piccola proprietà privata, di nuovo la classe media che sta sui coglioni a questa elite. Senti, a proposito di Moloch europeo, perché poi la verità ogni tanto scappa, no? Diciamo, di pochi giorni fa la notizia che la Banca Centrale Europea, quindi non credo un covo di bavosi sovranisti, diciamo, non mi risulta, ha tranquillamente dichiarato in un report che sì, in effetti la transizione green costerà in termini di produttività, costerà carissima. Nei prossimi 5 anni è previsto un calo di 1/3 delle performance economiche delle aziende del continente. Ma Sì. come dire, se lo dice la Banca Centrale Europea, uno, è difficile dire che è un complotto mio e tuo al bar, e due, però dovrebbe trarne le conseguenze, no? Se ha ancora un senso. Esattamente. Guarda, ieri parlavo con Gianluca Pellegrini, direttore di Quattro Ruote, in un'intervista che uscirà lunedì sulla Verità, e diciamo il quadro che è emerso da questa chiacchierata è straordinariamente chiaro. Noi sappiamo già che l'industria dell'automobile in Italia non esiste più da un pezzo. Assolutamente.
ma è definitivamente morta e sepolta anche l'industria automobilistica europea e torneranno a vincere i giapponesi e i coreani. Perché mi spiegava giustamente che cosa, cioè il divieto alla produzione dei motori a scoppio a partire dal 2035 vale solo per l'Unione Europea, perché sia gli Stati Uniti, sia la Cina, sia il Giappone non sono così fessi, no, da pensare una idiozia di questo genere. Allora, le case automobilistiche europee che sono focalizzate sull'Europa hanno detto: ma che bello, il governo pone questo limite, tutti saranno costretti a cambiare la macchina, in più abbiamo dei sussidi, quindi, come dire, lì per lì si sono un po' fregati le mani, come dire, la bonanza sta arrivando, ricambio forzato delle automobili, più sussidi pubblici, ale. Ma la verità è che questa transizione non sta avvenendo affatto, perché mi diceva giustamente che cioè, la domanda naturale, non drogata dagli incentivi pubblici di auto elettriche, si aggira intorno al 12% del totale. Quindi vuol dire che ancora oggi 88 persone acquistano auto a benzina, diesel o ibrido. No? Chiaro? Quindi molto banalmente, ma proprio molto banalmente, in Italia addirittura siamo a 3% di auto elettrica. E perché vinceranno i giapponesi e i coreani? Perché i giapponesi e i coreani, molto banalmente e astutamente, non dipendono dall'Europa. L'Europa è un mercato che per loro conta il 6-7%. Quindi loro sono in grado di fornirti qualsiasi autovettura alimentata come la vuoi a benzina? Te la diamo a benzina. Diesel, diesel, ibrido, ibrido, full electric, full electric. Le nostre case europee invece non hanno fatto questa scelta e succederà, perché succederà, che arriva il 2035 e non potrà essere imposto lo stop alla produzione di auto a benzina e i produttori europei non hanno prodotti, anche perché un prodotto, un'autovettura non è che te la costruisci così in una notte. Quindi ora quelli che sono veramente preoccupati sono i produttori, e qui sta la miopia di questi imprenditori che in realtà non sono imprenditori ma sono manager a volergli bene, burocrati a volergli male, che hanno seguito l'agenda ideologica di una certa politica. Però ora qualche politico si sta rendendo conto che questa storia del Green Deal non porta voti, perché la gente non è stupida. E allora senti dei discorsi pazzeschi del tipo dobbiamo convincere il consumatore. Cioè, ma quando mai devi convincere il consumatore? C'era Armaroli del CNR a Piazza Pulita, in terra ostile, che mi diceva l'auto elettrica sarà come lo smartphone che ha sostituito il telefonino. E certo, lo smartphone giustamente ha avuto bisogno di sussidi pubblici. Ma che cazzo? Ma io veramente... Ma non credo gente, che Steve Jobs abbia usufruito di sussidi pubblici, obiettivamente. Sì, no, ma non solo, poi ti dicono, guarda che la tecnologia dell'elettrico ha delle grandi prospettive. Perfetto, sono d'accordo. Cioè, quindi mi stai dicendo che io sono obbligato a comprare una macchina che non è l'ottimale perché forse un domani ci sarà qualcosa che va meglio. È come dire, guarda, ti sto veramente fregando, te devi comprare questa macchina, poi verrà fuori l'auto elettrica, quella vera, che funziona, e l'auto che tu hai comprato nel frattempo non varrà niente. Cioè, veramente sono dei professionisti del marketing, mi verrebbe da dire. Fantastico, andiamo un attimo con un mini spot e poi torniamo a analizzare le ecofollie con Fabio Dragoni. C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole. Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema. Movie Time con Vincent. Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti.
Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Eccoci qua, bentornati a Parlando Liberamente con Fabio Dragoni, autore di Per non morire al verde, a cui volevo chiedere, oltre a questo dirigismo folle che da Bruxelles viene calato sul corpo dell'economia reale, no? Quello con cui se la prendeva, a mio giudizio, la signora Thatcher proprio mentre lo vedeva nascere, c'è, credo però, anche una componente di autoritarismo intellettuale, perché chiedo a Dragoni, ma c'è la vulgata secondo cui il 99,9% della comunità scientifica sostiene il dogma, è già un ossimoro, diciamo, come sostiene il dogma dell'emergenza climatica totale, il cambiamento, il riscaldamento globale apocalittico e via discorrendo. Ma mi chiedo, Carlo Rubbia, Antonino Zichicchi, Franco Prodi corrispondono davvero allo 0,01% della comunità scientifica? Beh, ovviamente no, diciamo, la gabola si spiega abbastanza semplice. Allora, la gabola nasce da un cosiddetto metastudio. Il metastudio è uno studio che a sua volta analizza più o meno grezzamente altri studi. E questo metastudio porta come prima firma un certo Mark Linas. Tale Mark Linas non è uno scienziato, ma è un attivista ambientalista, di cui trovate su YouTube alcuni video, uno in particolare mentre va a lanciare una torta in faccia ad un bravissimo commentatore, divulgatore scientifico, Lomborg, che ha la cattiva abitudine di non bersi tutte le puttanate green. E stiamo parlando del 2010, Quindi questo Bjorn Lomborg, danese, stava presentando il suo libro in una piccola libreria, come accade spesso. Si materializza a un certo punto questo disagiato di Linas, che con questa torta gliela scaraventa in faccia, poi si volta davanti alla telecamera e farfuglia qualcosa del tipo il mondo sta morendo, tutte queste cose che vediamo spesso. Questo Mark Linas, dopo qualche anno di oblio da questa meravigliosa, diciamo, performance, se ne ritorna con un metastudio firmato da lui assieme a un agronomo e ad un esperto di informatica. Ora, l'esperto di informatica ha un senso in questo studio. Perché? Perché lo studio prende, diciamo, migliaia e migliaia di studi con dei criteri di ricerca e cerca di incasellarli in maniera un po' grezza, dicendo chi è a favore del riconoscere che l'uomo sia responsabile del cambiamento climatico e chi è contro. Dove sta la gabola? La gabola sta nel fatto che il 66 circa per cento di questi studi, erano tanti gli studi, in realtà non assumono nessuna posizione sul tema. Non assumono nessuna posizione. E questo 66% viene considerato come se fosse a favore. Cioè, è un po' come dire che un rigore Giorgia Meloni, scientifico assoluto, che ha preso 12 milioni di voti, il centrodestra dicesse io ne ho presi 29 di milioni perché ci sono 17 milioni di italiani che non sono andati a votare e se non sono andati a votare non hanno votato centrosinistra, quindi sono di centrodestra. Ora, chiaramente sarebbe un discorso assurdo. Cioè, quindi il riconoscere la non posizione, cioè già il fatto che la stragrande maggioranza degli scienziati dica giustamente non sì, no, dica non ci sono elementi per dirlo, basta. Cioè, ma questo mi basta, cioè, ecco, quindi ecco qui che nasce la favola del 99,9%, no? che sistematicamente ritorna e che tanti intellettuali conformisti diciamo ripetono ovviamente come un mantra sistematico. Certo, ti posso porre invece la questione dal punto di vista assolutamente non scientifico, come dirti, se vuoi, col il luogo comune di un cronista. Però io da cronista assisto sempre a questo spettacolo che trovo abbastanza ridicolo. Diciamo, Karl Popper le avrebbe chiamate tesi ad hoc. Cioè io vedo che
ci sono giornate e settimane di caldo anomalo, superiore alla media, eccetera, quindi la teoria del riscaldamento globale dovuto all'uomo è dimostrata. Benissimo. Poi ci sono settimane di piogge violentissime, alluvioni, maltempo protratto, e quindi la teoria è verificata. Ma scusa, questa teoria è verificata qualunque cosa succeda? Esattamente, è fantastico, è esattamente così. Non solo, aspetta, se invece diciamo il clima è fra virgolette nella norma e uno lo segnala, dice guarda allora ti dicono ecco il fesso che confonde il meteo con il clima. In quel caso, cioè il meteo è il meteo tutti i giorni, il clima è a lungo termine, cioè loro lo fanno sistematicamente e va bene. Allora, la verità, guarda, io qualche settimana fa in Veneto ci sono state delle piogge piuttosto consistenti e con queste piogge sono entrate in funzione delle opere che erano state costruite per tempo, dei bacini di laminazione, vasche di espansione, diciamo porzioni di territorio adeguatamente costruite che potessero raccogliere l'acqua in eccesso e farla defluire di nuovo in fiume una volta terminata l'emergenza. Allora, queste opere, a detta di tutti, hanno risparmiato episodi drammatici come una possibile alluvione o allagamento di una città come Vicenza. Ecco, allora, io in quei giorni mi sono divertito a guardare la cronaca locale di quotidiani locali veneti, la Tribuna di Treviso, il Gazzettino, il Mattino di Padova, e dicendomi sicuramente lì si parlerà di questa cosa. Guarda, sono rimasto colpito che in quei quotidiani locali talvolta non era neanche citato in prima pagina, se non con un piccolo richiamo, e poi si andava a pagina 35, in cui spiegavano che queste opere erano entrate in funzione. Ecco, ora chiudi gli occhi, immagina che queste opere non ci fossero state e avessimo assistito all'allagamento di Vicenza. Immaginati il profluvio di talk show a livello nazionale in cui si sarebbe discusso con i vari Bonelli del cambiamento climatico, antropico, i negazionisti come Sallusti, come Dragoni, ma dove vogliamo andare? È il momento, il governo, bla bla. Cioè, quindi diciamo queste opere sono benedette perché prima di tutto salvano l'economia, ma soprattutto le persone di chi ci sta intorno, ma salvano anche i talk show, salvano anche il telespettatore. Immaginati il profluvio di puttanate che ci saremmo dovuti sorbire se non fossero state in funzione quelle opere. Non c'è dubbio, però allora ti dirò che almeno questa Commissione europea, questo governo europeo, poi per fortuna, essendo ancora prevista la democrazia nel vecchio continente, a giugno i cittadini europei si esprimeranno se sono particolarmente contenti di un'impostazione come questa, ma l'attuale Commissione europea non vuole, o il Parlamento europeo non vogliono benissimo i talk show, visto che si è seriamente approvato al Parlamento europeo una legge intitolata Ripristino della natura. Cioè vuol dire azzeramento della civiltà, non so come dire. Tra l'altro un progressista in primis dovrebbe essere contro, se fosse un progressista, come dirti, onesto intellettualmente. Quella legge, poi tu conoscerai meglio di me, ma tra le altre cose, mi sembra, implica lo sbaraccamento di gran parte di quelle opere, argini, vasche, opere umane, perché sì, certo, per contenere un fiume sono opere umane, e quindi, come dirti, assisteremo a più alluvioni, più disastri? Esattamente, guarda, allora io sarei d'accordo a ripristinare la natura, partendo dall'azzerare, distruggere, radere al suolo Palazzo Borlemont a Bruxelles, dove ci sta la Commissione europea. Cominciamo lì a farci un bel parco verde, cominciamo lì, perché come al solito che poi oltretutto io rimango letteralmente allibito nel ripristino della natura, diciamo, chi è che si va a colpire di nuovo? Si va a colpire i contadini. Ma ora, ma lo capisce anche un fesso che un contadino sta nella natura, sta nel verde? Cioè, lo capisce anche, cioè, voglio dire, un contadino non sta dentro un container. E questa storia del ripristino della natura è pazzesca, perché si prevede anche che, diciamo, la necessità di riportare la natura
sia certificata dalla misurazione di quante farfalle ci siano in un dato territorio. Cioè, noi stiamo pensando, io sono rimasto allibito, me lo fece leggere Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d'Italia, cioè uno degli indici che viene considerato per capire se il territorio è malato è la presenza in che misura delle farfalle sul territorio. Quindi noi siamo di fatto all'esaltazione della palude. Ma guarda che questa cosa parte da lontano, perché Mario Tozzi, diciamolo che il Tozzi vero è Umberto, bene, poi c'è Mario, vabbè. Allora, Mario Tozzi, non so in quante trasmissioni televisive ci sta dicendo che è stato uno scempio la bonifica dell'Agropontino. Cioè, ce lo dice, e poi circola in rete uno spot del suo programma Sapiens, in cui non ho capito bene dov'è che si vuole andare a parare, in cui lui parla di piccole comunità che hanno dei sistemi fognari locali per il recupero delle deiezioni. Cioè, non ho, sinceramente io l'ho riascoltato diverse volte questo video e lo vedete, cioè non ho capito dov'è che vuole andare a parare, cioè recupero delle deiezioni in che senso? Cioè dobbiamo vivere nella merda? Allora diciamolelo che ci hanno già messo nella merda questi signori con le loro follie. Grazie per presentarmi la copertina. No, ci mancherebbe. E ci siamo fino al collo, ma mi viene da dire, questa impostazione folle per cui va ripristinata la natura, forse dimostra come il gretinismo sia solo, diciamo, una delle facce, una delle declinazioni, spesso la più surreale e tragicomica, diciamo, dell'ideologia woke, del politicamente corretto che sta intossicando l'Europa e l'Occidente. Perché, come dite, l'idea di sbaraccare la civiltà è sempre l'idea di sbaraccare la nostra civiltà. Esattamente. Cioè, no? Cioè, questa adesso non voglio, come dirti, tediare, ma quello forse il più grande no, è proprio così. È proprio così. Hai voglia te a dirgli che l'Unione Europea in quanto tale emette l'8% della CO2 emessa nell'atmosfera, ammesso e non concesso che la CO2 sia il male dei mali, perché io non ne sono affatto convinto, perché voglio dire, se non ci fosse la CO2 non ci sarebbero gli alberi, tant'è vero che noi viviamo in un mondo che è sempre più verde, cioè parrà incredibile, ma il nostro mondo è sempre più verde. Il fatto è che noi viviamo in contesti urbanizzati, chiaramente vediamo il cemento e quindi siamo giustamente portati a pensare che questo mondo sia sempre meno verde, ma in realtà la superficie boschiva sta crescendo, ma è esattamente come dici te. È questa ideologia woke imperante. Ora voi a Radio Libertà siete molto bravi, avete dei gusti musicali raffinatissimi. Vi do un suggerimento, ma secondo me lo avete già programmato tante volte. C'è un brano meraviglioso di quell'immenso artista che è Giorgio Gaber, okay, che inspiegabilmente e meschinamente è stato ascritto a un artista di sinistra, il che non è affatto vero. Un falso culturale clamoroso. Sì, falso come il lottone, proprio falso come il lottone. Ma la bellezza di Gaber è che i suoi testi sembrano, qui capisci, no? Ci sono degli artisti come Rino Gaetano, Gaber, che li riascolti, ma anche Battisti, li riascolti oggi e dici, caspita, ma erano troppo avanti, ma avantissimo. E la canzone a cui mi riferisco di Gaber è Il conformista. Cioè il conformista di Gaber, dove lui praticamente fa un ritratto del piddino, proprio del piddino sputato, proprio ambientalista, animalista, federalista, europeista, tutto pacifista, tutto, cioè proprio il piddino, cioè quindi diciamo questo conformismo di maniera invade, e quindi siamo arrivati al dunque che le nostre radici culturali, prima ancora che religiose, vanno negate perché lo Stato deve essere laico. Poi però la scuola di Pioltello te l'aiutano perché c'è il Ramadan. Allora fatemi capire, è laico quando? Cioè è laico solo per dire che il presepe non si deve fare, che il Natale è la festa d'inverno, lo Stato è laico.
invece il Ramadan, ecco, e quindi e qui si torna continuamente. Io quando ero ospite una volta del Debbio c'era un fenomeno che presentava la Bibbia in versione queer, cioè una merda, proprio la merda, cioè proprio. E io gli dissi: scusami, ma te il Corano in versione queer me lo fai vedere? No, perché qui sono tutti fenomeni, no? Sono tutti fenomeni a fare i fenomeni, no? E qui si torna al punto di partenza. Questa gente fa grandissima, proprio brava a combattere le dittature che non ci sono più, che sono morte e sepolte da 80 anni, tipo il fascismo. Poi quando arrivano le dittature vere, loro sono lì che applaudono. Cioè, capito? Cioè, sono lì che applaudono e ti danno del negazionista, lì, obblighi vaccinali, Green Pass, giù andare. Però, e questo ti fa capire che cosa? Che li misuri queste persone, che se queste persone fossero vissute 80 anni fa, sarebbero state vigliaccamente in piazza Venezia a dire luce, e dopo l'8 settembre diventare tutti orgogliosamente antifascisti, cosa che del resto è avvenuta. È accaduta. Perché cioè, l'Italia non è stata fascista perché così a Mussolini gli andava di dire, sai che c'è, ve la impongo. Cioè, l'Italia era fascista perché gli italiani erano fascisti, ecco. Vero, tra l'altro oggi come oggi lo stesso De Gregori col cuoco di Salò sarebbe assolutamente attenzionato dal politicamente corretto, no? Cioè sarebbe spacciato De Gregori, per cui io ho un debole, insomma, lo confesso. Senti, visto che il tuo libro è anche una miniera di dati e di, come dirti, scenette surrealiste di questa ideologia green, no? Di mette in fila anche una galleria degli orrori o degli errori o anche dei divertissement a cui tu arrivi esaminando questa ideologia. Ti volevo solo chiedere in chiusura di citarci gli esempi più divertenti, più smaccatamente comici in cui ti sei imbattuto sezionando questa ideologia. Ma secondo me tutto è insuperabile, l'unica cosa che è veramente insuperabile è Orca, la macchina succhiatrice di CO2, cioè una roba che a me scappa da ridere ancora, cioè nella verdissima e intonsa Islanda hanno costruito uno stabilimento, una ditta svizzera che si chiama Orca, e già il nome Orca, e questa roba è alimentata dai geyser, perché l'Islanda è ricca ovviamente di energia geotermica, geyser. E che farebbe questo impianto? Cioè questo impianto estrae la CO2 dall'atmosfera. Cioè quello che fa una normale pianta, l'uomo ha pensato di dire, sai che c'è? Costruisco questa roba di cemento, cemento armato, ferro, per succhiare la CO2. E succhia la CO2 in quantità spettacolare, tipo 4.000 tonnellate all'anno. Ora, 4.000 tonnellate all'anno di CO2 succhiata e poi depositata sottoterra, non ho capito, perché certe volte la riusano la CO2, esattamente come fanno le piante, però l'uomo, ecco, 4.000 tonnellate di CO2 sono esattamente l'equivalente che il mondo emette in atmosfera ogni 3,7 secondi. Cioè neanche 4 secondi, 3,7 secondi. Quindi questa roba Orca fa una cosa del genere. Ora io dico, ma ci sarà un monumento più plastico alla stupidità dell'essere umano, che poi stupidità per chi la costruisce quella macchina su bei soldi, sia chiaro, su bei soldi. Ma chi cazzo è che viene in mente di andare a deturpare il meraviglioso paesaggio islandese mettendoci questa roba? Ma bisogna essere veramente... sono degli indemoniati, dai, Diciamo che mi viene da dire Urca, siamo veramente alla follia. Esatto. Comunque, insomma, finché c'è Radio Libertà, finché ci sono libri come quelli scritti da Fabio Dragoni, proviamo a tenere accesa la fiammella del buonsenso, perché ormai è il buonsenso essere rivoluzionario. Grazie mille per essere stato con noi, Fabio Dragoni. Grazie ai tuoi ascoltatori. Per non morire al verde. A prestissimo. Ciao.
Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio.